La parola a Giuseppe Favazza. Buongiorno, io sono Giuseppe Favazza e rappresento l'Associazione dei Genitori. Ringrazio gli organizzatori, il Presidente Lombardo, l'Onorevole Arena, di avermi dato questa opportunità. L'Associazione dei Genitori, quindi noi ci occupiamo di rapporti fra scuola e famiglia, un rapporto, possiamo dire, non politico, un rapporto fra scuola, genitori, studenti, ragazzi. Qui vedo tutti noi che siamo praticamente tutti genitori, vedo molti ragazzi. Più che altro è giusto che siamo noi genitori a prendere le nostre decisioni, ad avere nelle mani quello che può essere il nostro futuro, ed è per questo che siamo qua. Rapidamente, noi a casa nostra come ci comportiamo? Cerchiamo di stabilire delle linee guida durante le quali cerchiamo di trovare delle linee di comportamento, degli obiettivi, cerchiamo di essere coerenti con il nostro modo di fare. Bene, io chiedo qui rapidamente che anche in questa fase possiamo dire quasi costituente, si possa stabilire un partito che dia degli ideali a questi ragazzi, che dia la possibilità di trovare in questa sicilianità di cui tutti andiamo alla ricerca e che vogliamo che sia il nostro orgoglio, trovare degli ideali a cui credere, quindi non soltanto degli obiettivi concreti che per carità sono importantissimi, debbono esistere, ma che possano un pochino anche volare alto su questo sistema. Questo lo dico anche perché al di là dei luoghi comuni noi abbiamo dei ragazzi fantastici, dei ragazzi interessati, molto vivi quando i temi sono concreti. Sta a noi genitori non trincerarci dietro frasi tipo la politica è così, non ci possiamo fare niente. Ecco, siamo noi che dobbiamo insegnare ai nostri figli come reagire, come rimborcarci le maniche, come riuscire a trovare quelle soluzioni e quei gesti che possano cambiare il nostro futuro. Probabilmente molti di voi mi staranno pensando che io sono un sognatore. Tempo, grazie. Sono un sognatore o un idealista démodé, però io chiedo ai costituenti, agli organizzatori, si prepari Filippo Privitera, no, Toti Bianca, e uno spessore alto e una coerenza con coraggio anche di andare incontro a dei momenti difficili. Ecco, diamo a questi ragazzi questa speranza. Grazie.